Eccoci qua nuovamente insieme, cari telespettatori, siamo in diretta. Abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio il dottor Giorgio Sbrissa, che è amministratore delegato di ENAIP Veneto, presidente di Forma Veneto, enti di formazione nell'ambito del lavoro, eccetera, nonché presidente europeo EDTA, European Vocational Training Association. E quindi in queste plurime vesti ci potremo entrare con lei nel mondo della formazione, della scuola, tutto quello che precede l'entrata nel mondo del lavoro. Allora, abbiamo dedicato un sacco di appuntamenti e di puntate con i presidenti delle associazioni di categorie del mondo degli piccoli industriali, piccole e medie aziende, artigianato, CNA, eccetera, parlando di quelle che sono delle istanze pressantissime del mondo del lavoro di avere nuove figure professionali, possibilmente anche giovani ma preparati, e invece sembrano essere del tutto spariti completamente, per cui si assumono cinquantenni, si assumono altre persone in modo da poter sopperire a queste mancanze di figure professionali tecniche, estremamente tecniche. Abbiamo scoperto che in alcune regioni vicino a noi vengono strapagati, tra l'altro questi tecnici, anche giovani, hanno un'ottima retribuzione, hanno possibilità di crescita e di carriera, e nella nostra realtà saltano da un'azienda all'altra creando panico e terrore nei datori di lavoro che non riescono a fermarli. Insomma, che cosa sta succedendo? Però abbiamo anche dei dati nazionali che ci dicono che però la scelta professionale, scelta scolastica, che adesso si sta facendo la scelta scolastica perché ci sono anche delle scadenze, verte per lo più per i licei ancora, un 57,8% delle preferenze si conferma per quanto riguarda la scelta degli studenti sui licei, e soltanto un 30,3%, che forse in Veneto qualcosa in più, per gli istituti tecnici. Sì, questo è un dato vero a livello nazionale. Cosa succede? Succede primo che siamo in un momento di forte espansione economica, e questo è un dato estremamente positivo. Il secondo dato che noi conosciamo da molto tempo è che l'Italia è un paese vecchio, ci sono meno ragazzi, e se lo è adesso noi abbiamo stime, ma sono dati certi, perché niente si può fare, perché stiamo parlando di ragazze e ragazzi già nati. Noi dopo il 2030 avremo circa il 30% in meno di ragazzi. Sono tanti, perdiamo circa 500.000 di ragazze e ragazzi non nati ogni anno come paese. Qui stiamo dicendo non nati, perché poi c'è un'altra perdita di quelli che se ne vanno all'estero comunque. Sì, c'è un dato poi di attrattività di paese, ci sono tantissimi ragazzi che decidono di fare esperienze all'estero, che io ritengo essere anche positive. Sento alcuni che lamentano anche quali fossero dei traditori chi va a lavorare a Londra. Insomma, fa parte delle scelte di vita, poi fanno parte delle scelte di vita, anche. Tenete conto che per molti anni abbiamo detto a questi ragazzi che era fondamentale imparare l'inglese. Adesso che questi ragazzi hanno imparato l'inglese, fanno anche delle scelte lavorative anche in altri paesi. Molti di loro anche poi tornano. Poi stiamo attenti a leggere anche questi dati. Io dico sempre, basta prendere un aereo, il mitico Ryanair da Bergamo, scopriamo quanti sono gli elettricisti, gli idraulici, perché noi pensiamo sempre a questi cervelli in fuga perché fa notizia, che sicuramente può essere anche un problema, ma per il lavoro che faccio vi dico, guardate che le nostre imprese lavorano su un mercato che è quello europeo, prendono delle commesse, faccio l'esempio della Germania, in Francia, dove volete, e quindi è anche normale che molti lavoratori lavorino all'estero per periodi che possono essere una settimana, 10 giorni, 2 mesi, 3 mesi. Questo è un altro dato, poi vanno lì, si trovano anche bene, acquisiscono le lingue e tante volte decidono di fare anche altri percorsi. C'è un problema nel nostro Veneto, sicuramente, e sappiamo poi che c'è molta migrazione interregionale. Molti dei nostri ragazzi vanno a lavorare a Milano. È perché si guadagna di più. Ma sapete, insomma, io vivo in un piccolissimo paese, ci sto benissimo, 7.000 anime, probabilmente se avessi 18 anni forse ci starei meno bene, preferirei vivere a Milano piuttosto che a vivere, io vivo a Carmignano, per me è fantastico, ma immagino che un ragazzo
a 18 anni, 20 anni la qualità della vita da noi è più consona, una vita tranquilla sì, però quando uno è giovane non gli interessa neanche la casa o cosa, basta avere un posto dove eventualmente dormire. Insomma, ci sono opzioni diverse. Se la guardiamo a livello nazionale, guardiamo Milano come esempio, è una città che è cresciuta tanto, è una città molto europea, dà tantissime possibilità e anche su questo come territorio dobbiamo interrogarci. Rispetto invece alla prima questione, noi lavoriamo con le imprese dalla mattina alla sera, tutto il nostro sistema è un sistema che è costruito sulla relazione con le imprese. Le imprese sono dentro i nostri laboratori, perché insieme con loro decidiamo quali laboratori fare, perché poi le persone devono andare a lavorare. Sono dentro di noi perché molti formatori sono lavoratori delle imprese. Sono dentro di noi perché noi applichiamo tantissimo questo mitico sistema duale, che si parla sempre, il sistema duale alla tedesca, il sistema duale è anche l'italiano, la nostra è una regione dove il sistema duale trova tantissima applicazione. Il sistema duale prevede che le ragazze e i ragazzi acquisiscano il diploma, è una cosa fantastica, il quarto anno, perché è un diploma che noi come sistema della formazione professionale, chi fa la formazione professionale al quarto anno acquisisce un diploma tecnico, quello che cercano le imprese. E com'è che si acquisisce il diploma? L'ultimo anno, il quarto anno, si fanno 500 ore a scuola e 500 ore in azienda. Tenete conto che noi come ENEP abbiamo 4.000 ragazzi, nel sistema della formazione del Veneto ce ne sono 20.000 e quindi parliamo almeno di 20.000 imprese, perché questi ragazzi poi hanno dal secondo anno lo stage piuttosto che questo percorso del sistema duale. E sì, c'è un grande problema di scelta, perché a me non fanno i tirocini, questo sistema sarebbe tirocini, queste ore che devono fare? Ma in Italia la Repubblica ha detto che il sistema educativo è fatto di due gambe, proprio così. Uno è quello che noi consideriamo quello classico della scuola, del liceo, l'altro è dell'istruzione e formazione professionale. Chi fa l'istruzione e la formazione professionale in Veneto parliamo di dati intorno al 13-14% delle ragazze e dei ragazzi fanno percorsi che sono tanti, sono tanti, sono più di quelli che fanno il liceo classico, forse parliamo di più di quelli del liceo classico, ma i ragazzi della formazione professionale sono molti di più ovviamente. E sì, dal secondo anno chi fa questi percorsi, di cosa parliamo? Quali sono i settori? Sono le persone che vogliono fare i meccanici auto, vogliono fare gli elettricisti, lavorano nella meccatronica, lavorano nell'ambito del benessere, quindi parliamo delle ragazze che vogliono lavorare nei centri estetica, la parrucchiera, tutte queste cose che noi sappiamo, tutto l'ambito della ristorazione, turistico. La formazione professionale che cos'è? È tutto quello che ci sta intorno, perché se non esistesse la formazione professionale noi oggi non saremmo qui. Perché c'è qualcuno che ha tirato dei fili, qualcuno che si è collegato a un'antenna e qualcuno che collega le camere. Chi fa queste cose? Chi fa la formazione professionale. C'è un problema nel nostro paese, a differenza di tutti gli altri paesi europei, che per molto tempo era intelligente chi faceva un percorso di scuola, il liceo, e chi faceva un percorso tecnico era meno intelligente. Questa è stata la storia del nostro paese, dimenticandoci poi che i grandi imprenditori sono tutti tecnici. Esatto, ma io è una cosa ridicola questa. Sì, non hanno certo il master o la laurea. Ma ce l'hanno anche dopo, però scelgono di fare gli imprenditori. Le nostre ragazze, i nostri ragazzi cos'è che fanno? Lavorano 2-3 anni, è molto semplice, siamo in Veneto, dopo aprono l'impresa. Intorno a un centro di formazione professionale ci sono le imprese che sono nate da questi ragazzi. Perché? Perché loro sanno fare le cose, le sanno fare. Voi immaginate, c'è chi sa usare un controllo numerico, fa un'azienda meccanica. Il nostro Veneto, il nord del nostro paese, per esempio, è un paese che ha una fortissima presenza a livello mondiale, un settore che io amo tantissimo, nell'ambito della meccanica, dell'eccellenza a livello mondiale, e sono fatte da ragazzi che vengono fuori da questi percorsi. In Europa, visto che lei anche un piede ce l'ha in Europa, adesso per carità ha attenuato gli spostamenti, i viaggi eccetera, però comunque a contatto con queste realtà, funziona diversamente, cioè che cosa c'è di radicalmente diverso rispetto a noi? C'è di radicalmente diverso un aspetto culturale, che chi fa un percorso tecnico è parimenti, lo dico fra virgolette con molta ironia, intelligente di chi fa un percorso di altra natura.
È molto semplicemente questo. Il sistema del mondo economico e sociale dove noi viviamo riconosce a chi fa dei lavori tecnici pari dignità di chi non li fa. E del resto noi dobbiamo vivere in un paese in cui si producono beni e servizi. E chi li fa? Molti di questi ragazzi qui. Il problema è che noi oggi assistiamo, e in questo periodo è veramente tremendo, e qui, se mi permettete, vorrei anche dare un forte consiglio anche a tutte le famiglie. Cosa succede? Siamo in un paese in cui tutto è diventato liceo. E quindi il 60% fa il liceo. Voi oggi sapete, una volta io quando ho fatto il liceo scientifico, c'era il liceo scientifico e il liceo classico. Oggi abbiamo 57 tipi di licei che le famiglie non capiscono più neanche cosa, dove indirizzarli. E poi cosa succede? Succede la cosa antipatica, dove noi facciamo anche grandi difficoltà. Dico noi ENEIP sicuramente, ma parlo anche di chi fa formazione in Veneto insieme ad ENEIP, la FICAP, DF, i Salesiani, che siamo tutti insieme. Alla fine quando si comincia già a arrivare a febbraio, a marzo, arrivano tutte queste ragazze e questi ragazzi, sai, abbiamo sbagliato percorso. Ci rendiamo conto che abbiamo fatto il liceo e che la matematica, questo è l'esempio più banale, non fa per me, ho voti molto bassi in fisica, molto probabilmente alla fine dell'anno non passerò l'anno, perché dopo, sapete, i primi mesi che si va a scuola si vede che ci sono un po' delle difficoltà, ma le difficoltà si sostanziano alla prima pagella, quando uno comincia a portare a casa dei 4. Quindi il primo anno, diciamo, è quello un po'... c'è qualcosa che non va, uno comincia a porsi qualche problema, ho fatto la scelta giusta. E molti resistono il primo anno, magari vengono anche bocciati, si riscrivono perché la scuola gli dice ma riscriviti, fai il secondo anno, e poi vengono magari alla metà del secondo anno, io ho pensato che mi sarebbe moltissimo piaciuto fare lo chef e quindi voglio iscrivermi da voi. Sì, però i tuoi colleghi hanno fatto già un anno di laboratorio, perché da noi cosa fa la formazione professionale? 50% di laboratorio, 50% di teoria. E se uno mi arriva dal liceo, ha perso 500 ore almeno di laboratorio, non sa, banalità, non sa neanche tagliare, non sa neanche fare la maionese, non sa neanche tagliare una cipolla, come faccio a inserirlo in un percorso di cucina? E quindi oggi cos'è che succede? Vi faccio un esempio, solo noi abbiamo una ventina di centri in Veneto, guardavo il dato, solo all'ENEIP Cittadella fino adesso ci sono state 83 richieste di passerelle di quest'anno, siamo a gennaio, 83 ragazzi che hanno detto ho fatto il percorso sbagliato, vorrei venire all'ENEIP. Dove li mette 83 ragazzi? Adesso infatti analizziamo questo problema, perché è importante, anche perché le famiglie possono in qualche modo ragionarci sopra. C'è un messaggio che era arrivato, così rispondiamo subito al messaggio, vediamo un attimo, eccolo qui. Quanto dura un corso di panificazione e che costo? Sono in Italia da 3 anni, dalla Romania, e mi piacerebbe fare questo lavoro, grazie. Allora, quanto dura un corso? Normalmente presumo che sia una persona adulta, e se lo fosse la risposta sarebbe questa. Normalmente un corso di panificazione dura intorno alle 600 ore, 50% laboratorio e 50% teoria. Dopo, dentro questo monte ore, sicuramente ne farà almeno 200 di percorso di stage in azienda. Un corso del genere stimo che costi intorno dai 1.000-2.000 euro da un punto di vista del costo. E dopo si è pronti? No, si va a lavorare prima di finire il corso. Sì, no, certo, no, dico no, ma anche questa cosa qui, la dico così, la formazione professionale è lavoro, sì, certo che è lavoro. L'80% delle persone che fa i percorsi formativi da noi, dopo un anno che ha finito, è occupata. Chiaro. Questo è un dato importantissimo in questo periodo, ma non è merito nostro, è anche tanto il mercato che va. No, non vi dico neanche i numeri perché non è l'80%, potete immaginare in questo momento siamo oltre sicuramente il 90%. Prima di parlare di questo, rispondendo anche ai vostri messaggi, avevamo detto appunto i cambiamenti che ci sono tra un istituto e un altro, quindi cosa fare, come capire e intuire per tempo, perché poi ci sono difficoltà e cosa succede per affrontare queste difficoltà, subito dopo la pubblicità, quindi tra poco.